return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Jiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy into planetary. Cinzia Tedesco, benvenuta, Eccomi. ci vediamo a Via Veneto. Eccomi Chiara, grazie di questo invito in un luogo bellissimo, evocativo di un periodo meraviglioso di grande arte. È una grande artista, una grande vocalist, eccezionale. Una donna eccezionale può capirlo, può respirare quest'aria. Io ti ringrazio per essere qui, sono veramente, ti conosco ma sono emozionata. Laureata con il massimo dei voti in informatica. Ecco, cominciamo a essere in imbarazzo. Beh, lo devo dire, però. Cominciamo a diventare, come dire, informatica Bari, ideatrice di un progetto, io direi, da togliere il fiato. Poi troveremo altre espressioni, un progetto jazzistico dedicato al maestro Giuseppe Verdi, il primo, Verdi Smooth, by Cinzia Tedesco, perché Cinzia Tedesco che stiamo intervistando, viene pubblicato dalla Sony, quindi la più grande casa. Un'etichetta discografica internazionale, quindi la possibilità di portare la tua musica in tutto il mondo. Una vetrina mondiale, no? Assolutamente. Direi. E poi sei arrivata con questo altro progetto esplosivo che è Puccini in Jazz. Mister Puccini. Mister Puccini. Che è Perché? ancora meglio. Che è Perché ancora meglio. Puccini è innamorato anche dell'America. Puccini, io quasi vedendo alcune delle sue opere ho immaginato anche, come dire, una sorta di precursore del musical. Da qui questo titolo evocativo, Mister Puccini in jazz, Entra subito. che poi ricorda anche un famoso standard cantato dalla quella che per me è la più grande in assoluto, inarrivabile vocalist jazz, che è la Fitzgerald, che cantava Miss Paganini. È vero. E quindi ho voluto anche fare così un omaggio, unire questi mondi anche attraverso il titolo. E poi è unito anche la grande realtà che è la Puccini Festival Orchestra. Io sono Insieme. onorata di questo, Ecco, perché lo quando dobbiamo dire almeno come sono andata a introduzione Torre poi. del Lago con il grande maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli a parlare di questo progetto alla Fondazione Puccini Festival di Torre del Lago, che è una fondazione che a livello internazionale sostiene, difende, ha proprio questo compito importantissimo di tutela del patrimonio del grande maestro, e che questa fondazione abbia deciso di essere partner fondante di questo progetto è veramente, come dire, qualcosa che un po' mi inorgoglisce, diciamo. Un pochino. Quindi colgo l'occasione per ringraziare ovviamente tutta la fondazione, il suo direttore generale Franco Moretti, direttore artistico, insomma tutto lo staff e tutta l'orchestra che ha lavorato in tempi strettissimi, riuscendo a interpretare questi arrangiamenti scritti. Poi gli arrangiamenti degli archi sono scritti dal maestro Pino Iodice, che li ha scritti in modo jazzistico, quindi grande l'orchestra a saperli suonare, assolutamente, a suonare un qualcosa che richiama le sonorità classiche, ma che nella sua infrastruttura è assolutamente jazz. E poi ci voleva una bacchetta magica, che è quella di Jacopo Sipari, per dirigere tutta questa. Sembra un mondo armonico, una cosa sola, quando poi tu lo interpreti, però. Sei una grande. Ci arriviamo. Non devo anticipare le Mi sto emozionando. Comincio a togliermi le giacche una ad una, come dire. È emozionante, perché quando ti si vede lì sul palco che riesci ad essere espressione di questo grosso connubio, allora lì veramente ti caricano le emozioni
si esaltano al massimo, però e questo è quello che penso, perché almeno nel primo progetto ti ho vista all'opera e insomma, tra l'altro al Parco della Musica con una platea piena. Certo, vedere la Sala Sinopoli piena qui a Roma è stato veramente, insomma, un momento importante, un momento bellissimo, entrare sul palco e guardarsi intorno così, no? Quindi fare una sorta di, come dire, 180 gradi giù e su, erano ovunque, è stato bellissimo. Parliamo ancora di te, tanto prestigioso mensile di musica classica dedica a Verdi Smooth parole di elogio e ti definisce, lo devo dire, come un artista dalla vocalità che inclina alla dolcezza potente e alla narrazione ribelle. Sì, sono un po' ribelle, questo certamente non è sfuggito al critico musicale che parlava appunto del mio precedente disco che è uscito qualche anno fa, Verdi Smooth, sempre per Sony Classica. E devo dire che questa narrazione ribelle si trova anche in Mr. Puccini, in jazz, perché bisogna un po' ribellarsi agli stereotipi, bisogna un po' ribellarsi e buttare giù le pareti, quelle che vogliono in qualche modo separare i generi musicali, i mondi. No, a me piace costruire i ponti. I ponti e portare un pubblico da una parte all'altra, quindi mi piace vedere questa fusione non soltanto di musica, di musiche, di idee, ma anche proprio fusione di spettatori, infatti non di c'è ascoltatori. Una grande vocalist, ma una grande interprete su questo palco. Mi definisco interprete perché l'interprete prende un repertorio e lo fa suo. E ho sempre amato questa parola, perché è una parola che comporta anche il rischiare, il mettersi in gioco, perché quando prendi un repertorio e lo fai tuo, ti metti un po', come dire, ti esponi al giudizio degli altri. Fai un po' quel passo più lungo a volte della gamba, spero di non averlo fatto con questi miei dischi, però il rischio lo corri. No, però c'è pathos, c'è attenzione, no? E quando c'è attenzione su una cosa così bella che lascia questa sensazione di benessere, che poi in tutto, che tu sei impegnata anche nel sociale, sei una donna a tutto tondo, quindi quando ti lascia queste emozioni allora vuol dire che non c'è niente di stonato. Come nasce Puccini in Jazz? Prima di farti questa domanda un po' ce lo hai detto, però voglio ricordare un po' il tuo progetto. È un progetto con la Puccini Festival Orchestra, l'abbiamo detto, diretta dal maestro Jacopo Sibari di Pescasseroli, con Stefano Sabatini al pianoforte e arrangiamenti, Luca Pirozzi al contrabbasso, Pietro Iodice alla batteria, la scrittura e orchestrazione, lo hai detto prima, archi del maestro Pino Iodice. Quindi un grande progetto, un grande disco a cui partecipano anche come ospiti Javier Girotto, che insomma è il suo nome al sax soprano, Antonello Salis alla fisarmonica, Flavio Boltro alla tromba e Stefano Di Battista, grande Di Battista al sax. Sono tutti grandi, sono tutti nomi enormi, quindi a partire dalla vocalist alle special guest. Una produzione importante, appunto sostenuta da questa fondazione, la Puccini Festival Torre del Lago, con il patrocinio MIPA. È un progetto corale, ecco, quindi hai visto che è una grande squadra, però tutto nasce fondamentalmente dall'incontro che io ho avuto tanti anni fa con Stefano Sabatini. Perché con Stefano Sabatini abbiamo lavorato su tanti dischi. Abbiamo cominciato da Bob Dylan, quindi riarrangiato il repertorio di Dylan in jazz, ed è stato un disco che ci ha dato grandi soddisfazioni. Ancora oggi, come dire, sono in tour con questo, assolutamente, è immortale questo progetto. Poi abbiamo continuato ovviamente con Verdi, e quando ho chiamato Stefano raccontandogli questa mia idea di Verdi mi ha dato della matta, non lo voleva fare, ma poi l'ho trascinato con me perché
una tua caratteristica questa. No, ma senza Stefano non potevo farlo, questo progetto dedicato a Verdi. Ti sei anche un po' intestardita, come si dice. Mi sono impuntata. Ecco, diciamo. Elegantemente impuntata. Quindi l'ho convinto e abbiamo cominciato a lavorare sul progetto dedicato a Verdi. Chiaramente è un progetto che poi è nato dall'integrazione di quelle che erano le mie, i miei desiderata, come immaginavo di cantare queste arie verdiane, e poi il lavoro, sinergia. Sì, il lavoro di arrangiamento armonico di Stefano, e insieme a Luca Pirozzi al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria ci siamo ritrovati a lavorare questo materiale, provandolo, quindi in qualche modo plasmandolo su di me, ma anche su di loro, per cui diciamo che nasce tutto da questo incontro, quindi da me, da Stefano, e poi dall'integrazione di quello che è insomma il mood della ritmica di Luca e di Pietro. Sul palco dai proprio questa idea, sembra quasi che sei la rappresentazione di questo mood. Veramente sì, lo vivo anche fisicamente proprio. Sì, perché è costruito tutto su di me, ma per essere credibili bisogna portare se stessi sul palco, non far finta di portare. Sei reale, è autentica, è quello forse. Sì, non puoi portare qualcun altro, nel bene e nel male devi portare te. E loro sono il nucleo fondante dei miei progetti, come di Mr. Puccini. È chiaro che in Mr. Puccini c'è stata questa aggiunta di questa grandiosa componente orchestrale di direzione d'orchestra che ha fatto la differenza, quindi ha creato sostanzialmente un mondo molto forte, da un punto di vista proprio forte, come dire, usato, imponente. Io sono innamorata di questo progetto. E si vede, devo dire, e fa innamorare. E poi attenzione, io vorrei lanciare un avvertimento a tutti i nostri, ascoltatori, perché chi ci seguono, perché so che sono tanti e quindi ci tengo a avvertirli tutti. Mr. Puccini crea dipendenza. Ecco. Nel momento in cui lo ascoltate, avete la possibilità di avere una dipendenza del genere, voglio dire. Dipendenza, a parte che si trova su tutte le piattaforme digitali mondiali e ovviamente non è complesso, in tutte le catene, Feltrinelli, ovunque, per cui sfuggire a Mr. Puccini è complicato, molto complicato. Siete abbastanza circondati. Punto primo. Secondo punto importante: se fate il grave errore di ascoltarlo, io vi ho avvisato, crea dipendenza, non ve ne liberate più. Non mi dire che l'oggetto pericoloso è questo. E allora, siccome voglio creare dipendenza nella giornalista qui presente, adesso farò un'operazione di passaggio, allora bella, brava, contagioso, pure simpatica. Questo è contagioso, questo è veramente contagioso. Lo possiamo vedere bene? Ma qua sei meravigliosa poi. Eccolo qui. Assolutamente, non mettetelo nello stereo, non mettetelo in macchina, se lo vedete cercate di allontanarvi, perché Mr. Puccini in jazz crea dipendenza. Ecco, giustamente la regia dice è una musica che vi entra nelle vene e non ne uscite più. Pure la simpatia come caratteristica? Pure... Sì, io ormai ce l'ho praticamente in macchina, io sono incurabile in macchina e non è uno scherzo. Beh, però è vero, perché ti va poi di risentirlo ancora. E ancora sembra sempre... È incredibile. Sembra sempre diverso. Non sto scherzando. No, è vero. Me l'hanno detto. Vero. Alcuni miei amici mi stanno togliendo l'amicizia su Facebook. Mi hanno detto che non riesco più ad ascoltare altro. E quindi, che dire? Fuori dal palco. Un altro grosso personaggio troviamo, un'altra Cinzia, forse la stessa, ma insomma che condivide grandi valori, no? Sei ambasciatrice di pace del Centro Internazionale di Pace di Assisi, io lo devo leggere perché troppe cose, testimonial di Manitese,
di Salva Mamme, Salva Bebè, della Fondazione Letterio Giordano, hai ricevuto dalla Green Accord il premio Sentinella del Creato, che carinissima sei stata insignita Ti sei informata proprio. premio Pavoncella 2015. Questa è la creatività artistica femminile che è tua, cioè pure questo pure questo Sempre grazie a chi mi chiama, voglio Sì, dire, ho capito. io non ho meriti. Non ho finito, ti prego. finalista del prestigioso premio Rosa 2017 del Canova, recentemente nominata Honorary Member di Apices. Ho dimenticato qualcosa? E anche del Canova. Lo vedi? Qua è sempre un'evoluzione e tu me lo devi dire, devi aggiornare bene tutto. Io credimi Chiara, io devo ringraziare chi mi chiama chiedendomi di dare un supporto, perché nel mio piccolo amo fare questo. Mi ritengo una donna fortunata, sono nel mio piccolo un artista, sono una persona, come dire, che ha una bella famiglia, ho un figlio meraviglioso. I valori. Perché non fare qualcosa per aiutare gli altri? Poi ho sempre pensato, e mi dovete credere quando lo dico perché sono molto seria su questo punto, ho sempre pensato che i soldi non sono tutto nella vita. E cosa per te la felicità? Questa è una domanda difficile. Però tu sei una persona in grado di rispondere. Non so, probabilmente la felicità è poter camminare lungo un percorso che si sceglie. Mi è venuta adesso, così. È bello, perché poter i grandi camminare su un dicono percorso pure, che si sceglie e non dover essere obbligati a fare altre cose o a scantonare. È profondo quello che si sceglie, che si no, che sceglie. ti Non sceglie. tutti hanno questa fortuna. È vero, questo è vero. È comunque faticoso, perché lavorare su un percorso che si sceglie significa fare delle scelte a volte difficili, di rinunce, Però dà tante soddisfazioni, qualche lacrima, ma si va avanti. Però quel barlume di quella luce che poi si ritrova nei tuoi occhi, no? Sì, un po' mi emoziona pensare a queste cose. Ci parli un po' perché ogni tanto vediamo questo tuo amore incondizionato per tuo figlio. Ci parli ma del quale tuo mamma? rapporto? Lo so, E quale però mamma? sei eccezionale. E quale mamma? Se ti parlo dei tuoi figli, noi mamme, ma anche quale papà, perché poi bisogna anche ricordare, ecco, che Certo. anche i padri hanno un ruolo fondamentale. Io dico sempre 50 e 50, anche se poi ricordiamoci che di mamma ce n'è una sola. Esatto. Avrei detto 50 50 e 50. ricordiamoci. E perché? Perché sono fortunata, ho un bambino meraviglioso che mi dà tanta gioia. È veramente ha una grande bravo, personalità. Sì. Mi piace anche questo suo iniziare a contrastarmi, perché insomma intorno ai 13 anni inizia pure questo. Mi piace anche il fatto critica. È un'età importante. Mi piace che ami la musica, la bella musica. Quindi è un intenditore. Che abbia un bel cuore, è bello. E queste sono le cose più importanti. Che legame hai con Roma? Roma è la città che ho scelto. Io ho scelto di vivere a Roma. Ero all'Università di Bari, era la fine del terzo anno di facoltà. E mandai una lettera ad un'amica che lavorava in un'azienda di informatica con la mia lista di esami, i voti che avevo ricevuto, chiedendo una borsa di studio per fare una tesi di laurea sperimentale, perché non mi sarei mai potuta trasferire se no con una borsa di studio. Mi piace ricordare a me stessa, lo ricordo anche a mio figlio, che bisogna lottare, no? Vedi queste braccia, nessuno ti regala niente e soprattutto mai poggiarsi sugli allori. Io mi sono costruita con fatica, i miei mi hanno sempre sostenuta, ma siamo una famiglia semplice, una famiglia normale.
Oggi a trovarne. E prendere l'ascensore sociale per me è significato, sì, per me è significato questo, cioè studiare molto, prendere Certo. borse di studio e quindi arrivare Nessuno a ti regala Roma niente. con una borsa di studio. Quindi io l'ho scelta, ho lavorato in Rai con Baudo, quindi studiavo, lavoravo, facevo tante cose insieme per riuscire Non ci si a... poteva aspettare diversamente. ne ho fatte tante, guarda, ne ho fatte tante, ne ricordo tantissime. E poi piano piano ho lavorato, ho studiato e sei arrivata quindi qui. tanti sacrifici, però poi vedi, qualche risultato si comincia a vedere. Crea dipendenza, l'abbiamo detto. Attenzione che dipendenza, mister Ecco Cuccini, noi ve l'abbiamo detto. Noi l'abbiamo detto, da questo momento in poi io sono spacciata poi. Sì, sì. L'ho detto anche, voglio dire, a Torre del Lago, al direttore della Fondazione di Torre del Lago, al direttore Vabbè, generale, ho detto È il più grosso. lei sta accettando di essere il patron, il partner di questo progetto, però attenzione perché poi lei si innamorerà di questo progetto. E così è stato. Mi Così è piace. Posso dire che insomma tu i tuoi sogni li stai realizzando, quindi li hai realizzati. Però lo chiedo a tutti, hai un sogno nel cassetto? Vorrei poter cantare le mie cose il più a lungo possibile. Mi piacerebbe Bello. fare qualche bella esperienza, portare la mia musica all'estero, fare qualche, come dire, qualche bell'incontro, avere sempre delle belle emozioni. Ecco, riuscire a vivere la mia musica così, con gioia, e magari vedere mio figlio che mi segue e che, come dire, che gode con me di questi bei momenti, e anche ovviamente il mio compagno. Anche tu crei dipendenza. Non lo so. Cinzia Tedesco, Non lo so. io ti ringrazio, una grande artista, una grande vocalist, una grande interprete. Grazie. Grazie Chiara. Grazie a tutti, a Guardiamo. presto. Ciao. Ciao. This is the return of the space cowboy interplanetary goodbye song. Say you're the space of Chiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by.